Buongiorno, buongiorno in diretta, ore 13 dopo il nostro telegiornale. Come ogni giovedì è la giornata in cui la CGIL risponde alle vostre domande e parleremo oggi di lavoro, di vertenze sul lavoro, quindi un argomento sempre molto importante. Come sempre in diretta, il numero che vedete in sovraimpressione se volete chiamare per chiedere delucidazioni ai nostri ospiti che sto per presentare, 0422 162 6798 se la vista non mi tradisce, ma voi avete sicuramente una vista migliore della mia. E poi pagina Facebook, come sempre pronto qui col tablet per ricevere le vostre domande e girarle ai nostri ospiti, che oggi sono Antonio Ventura, coordinatore dell'ufficio vertenze della CGIL di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Torna a trovarci anche Fabio Zamperla dell'ufficio vertenze CGIL Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io mi aggancerei un po' all'attualità di questi giorni e ne parliamo subito con i nostri ospiti, perché c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'articolo 3,1 del Jobs Act sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Allora, ci facciamo spiegare dai nostri ospiti di quest'oggi cosa significa questo passaggio e che effetti può avere. Antonio Ventura, intanto ecco, ricordiamo questa sentenza cosa dice? Ma più che altro magari partiamo ricordando ricordiamo il Jobs Act, nel senso esatto, che è stata quella riforma prodotta dal governo Renzi che metteva mano alla legge sui licenziamenti, il famoso articolo 18. E in realtà limitando tantissimo il risarcimento previsto in caso di licenziamento illegittimo. La prima precisazione che vorrei fare è che quando parliamo di risarcimento è sempre collegato alla illegittimità di un licenziamento, nel senso che certo, a differenza di quello che si sente dire tante volte al bar o anche in luoghi più seri, in Italia non c'è nessun divieto di licenziare le persone, ovvero non c'è nessun divieto di licenziarle se c'è una motivazione valida, una motivazione legittima. L'azienda che cessa l'attività, il caso di cui parlavamo prima di Loria, se un'azienda cessa l'attività licenzia i dipendenti. Se un'azienda ha un calo di lavoro licenzia i dipendenti. Quello che la legge in qualche maniera sanziona o tende a sanzionare è l'illegittimità del licenziamento, per cui il caso in cui il licenziamento viene effettuato senza una motivazione valida. Dopo subito fa riferimento a un discorso che abbiamo fatto prima della trasmissione, una notizia che un po' c'è sui giornali di oggi e di cui ci occuperemo anche nel corso dei nostri telegiornali, di un'azienda di Loria che ha licenziato i 24 dipendenti. È una comunicazione che è arrivata poco prima delle ferie, quindi potete immaginarvi che ferie hanno passato questi operai. Ne parleremo questa sera, però dicevamo, insomma, un conto è la decisione di un'azienda che può essere oggetto di un'avvertenza, di una contrattazione con i sindacati, un conto è però il risarcimento per un licenziamento che non è legittimo. Che non è legittimo, esatto, per cui la norma è la prima precisazione, perché ripeto, tante volte si sente dire che non si può licenziare, in Italia non si può licenziare nessuno, non è assolutamente così. Non si può licenziare se non c'è un motivo valido, dicevamo. Il Jobs Act ha messo mano purtroppo all'articolo 18 che in qualche maniera tutelava il lavoratore rispetto appunto a un licenziamento illegittimo, un licenziamento immotivato, un licenziamento discriminatorio, chiamiamolo come vogliamo, comunque ripeto il termine è relativo all'illegittimità. Ha messo mano riducendo tantissimo il tipo di tutela che il lavoratore riceveva nel caso appunto di un licenziamento non corretto, perché sappiamo che con l'articolo 18 per le aziende superiori ai 15 dipendenti era prevista, non sempre, ma in alcuni casi, diciamo quelli più eclatanti, era prevista la reintegra, cioè il lavoratore estromesso dal posto di lavoro senza nessuna ragione valida poteva essere reintegrato dal giudice. In realtà già l'articolo 18 aveva messo mano la Fornero con una limitazione dei casi in cui era prevista la reintegra e un aumento dei casi in cui invece il lavoratore, ancorché illegittimamente estromesso dal posto di lavoro, veniva semplicemente risarcito, ma il posto lo perdeva comunque. All'intervento fatto dalla Fornero, che come dicevo riduceva di molto i casi di effettiva reintegra nel posto di lavoro, ha messo mano poi il governo Renzi, drasticamente riducendo questi casi, cioè in realtà nell'applicazione del Jobs Act
i casi di reintegra sono veramente pochi. Mi viene in mente così quello del licenziamento discriminatorio, mi pare che sia più o meno solo quello. Licenziamento discriminatorio e se non sussiste il fatto materiale, sì. È un concetto giuridico un po' particolare, ma in realtà se non viene provato, diciamo, non tanto se non viene provato, ma se la motivazione che sta alla base del licenziamento non esiste proprio, quindi non tanto se la motivazione è valida, ma se quella motivazione indicata non esiste proprio. Quindi l'esempio classico è il ritardo la mattina quando il lavoratore si presenta, se c'è un ritardo magari di 10 minuti, il datore di lavoro fa la contestazione per il ritardo, l'evento c'è stato, però di prassi, ma precedentemente anche in base ai contratti collettivi e alla norma e alla giurisprudenza, un ritardo di tale entità non era un fatto così grave da comportare il licenziamento. Quindi mentre prima il giudice poteva entrare nel merito della causa del licenziamento, adesso col Jobs Act il giudice non è più in grado, o meglio non era più in grado fino a questa sentenza della Corte Costituzionale, di entrare nel merito, quindi in una valutazione. Cioè non c'era la sua discrezionalità. Non c'era la sua discrezionalità e logicamente era necessario provare che il lavoratore non avesse fatto quel ritardo di 10 minuti perché il licenziamento fosse illegittimo e comportasse la reintegra. Eventualmente il giudice poteva decidere per l'illegittimità del licenziamento, ma stabilire solo un risarcimento che era dato dall'anzianità di servizio del dipendente, quindi dalla data di assunzione. Questo è il punto un po' che la Corte Costituzionale, sul cui la Corte Costituzionale ha deciso di mettere mano, che è proprio la quantificazione, il criterio di quantificazione del risarcimento. Infatti il Jobs Act prevedeva un criterio molto rigido che era appunto legato all'anzianità di servizio. Peraltro, se posso interromperla, non era stata modificata questa cosa dal decreto dignità, era rimasta uguale. Era stata modificata la quantificazione ma non il criterio, quindi il criterio rimaneva il medesimo, e motivo per il quale probabilmente questa sentenza comporta l'illegittimità a sua volta anche per questo aspetto del decreto dignità. Era stata modificata la quantificazione ma non il criterio era appunto quella dell'anzianità di servizio, quindi più anzianità aveva il dipendente, più avrebbe avuto diritto a un risarcimento maggiore in caso di licenziamento illegittimo. La Corte Costituzionale ha stabilito che è legittimo questo principio della norma, in quanto non rispetta il principio, l'articolo 3 della Costituzione, quindi il principio di uguaglianza, e in quanto ritiene che sia irragionevole un criterio basato solo sull'anzianità di servizio. Prima c'era una discrezionalità del giudice che valutava anche l'anzianità, era uno degli elementi che valutava il giudice, ma valutava anche le modalità del licenziamento, valutava i carichi familiari, una serie di elementi. Il Jobs Act vincolava strettamente il giudice nella decisione. Esatto, leggo infatti che appunto secondo la consulta questa decisione, che poi è stata dichiarata illegittima, è contraria ai principi di ragionevolezza e uguaglianza e contrasta con il diritto della tutela del lavoro sanciti agli articoli 4 e 35 della Costituzione. Allora, tutto questo, sentenza ovviamente depositata, in attesa di essere depositata, cosa comporta, l'effetto qual è? In realtà, sì, appunto, come dicevi, non sono state depositate le motivazioni della sentenza, certo. Per cui si fa ancora un po' fatica. Cosa comporterebbe? Però diciamo, le valutazioni che vengono fatte così di primo acchito fanno ritenere che si ritorni all'applicazione della vecchia normativa, nel senso che la quantità del risarcimento probabilmente reggerà. Si parla da un minimo di 4 mensilità a un massimo di 36, il limite è ampliato dal decreto dignità, perché prima era da 4 a 24. Ah, quindi adesso, prima 4 a 24 il decreto dignità ha allungato, diciamo. Anzi, scusa, il decreto dignità ha ampliato diciamo, sì, la quota di risarcimento e si è passati da 6 a 36.
Il punto però è proprio come fa il giudice a decidere se mi spettano 6 mensilità o me ne spettano 36, per estremizzare, basandosi sull'articolo che è stato poi dichiarato illegittimo. Il giudice doveva semplicemente prendere l'anzianità, erano 2 mensilità per ogni anno con un minimo di 4, e adesso appunto 2 mensilità ogni anno con un minimo di 6, e moltiplicare questa quota per il numero di anni di anzianità. Ora non farà più questo il giudice, ma potrà rimettere in campo quegli elementi che accennava prima Fabio, cioè tenere conto di come effettivamente è stato effettuato il licenziamento, cioè un licenziamento che ha una natura comunque, diciamo così, diffamatoria o comunque penalizzante. Cioè, un conto è licenziare un lavoratore perché non c'è lavoro e poi si scopre che in realtà forse il lavoro c'era, ma se ne può discutere. Un conto è licenziare un lavoratore dicendogli vai fuori e magari il giorno dopo assumere una persona al posto suo, cioè è un, come dire, un comportamento anche quindi è necessario lesivo. un maggiore approfondimento. Più che necessario un maggiore approfondimento, il giudice ha la possibilità di fare un maggiore ha lo strumento per farlo. Esatto. Ci interrompiamo un secondo, c'è una telefonata in diretta. Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno. Si chiama? Sono Moreno di Musile. Come? Moreno da Musile. Moreno da Musile di Piave, ci dica. Allora, io lavoravo in una cooperativa e quale la cooperativa ci hanno lasciato a casa. Pronto? Sì, la sentiamo perfettamente. Allora, questa qui ci ha fatto fare la 411, quello che stavo dicendo, non abbiamo ricevuto nessun centesimo del quale ci siamo accordati. Ma facendo questa cosa qui, quando andiamo avanti, vedrò i miei soldi, quando farò tutto quanto, vedrò qualcosa di questo qui, perché le cooperative si comportano in questa maniera qua e nessuno dà una risposta, perché nessuno non dice niente. Posso chiederle quando è successo questo? Quest'anno. Quest'anno. È stato licenziato al 15 di gennaio. 15 gennaio. Quante persone oltre a lei? 20 persone. 20 persone. Ma la cooperativa esiste ancora? La cooperativa è attiva? faceva varie tipologie di lavori. Sì, no, ma le chiedevo, la cooperativa è ancora attiva, esiste? No, è chiuso. Infatti è successo che il presidente è nullatenente anche. Il presidente? È nullatenente, diciamo. Risulta così. Che possiamo dire al nostro amico? In realtà che il presidente sia nullatenente o meno poco incide, perché questa è una cosa che è corretto precisare, è utile precisare, perché tante volte pongono il problema anche a noi direttamente in ufficio e dicono ma il titolare. Allora, quando si tratta di società di capitali, quindi cooperative, società a responsabilità limitata, società per azioni, non c'è una responsabilità personale dell'amministratore o dei soci. Gli amministratori o i soci possono essere anche miliardari, ma nulla cambia, perché i soldi non si possono chiedere a chi ha amministrato la società o chi era il socio della società, il proprietario della società. Se è una cooperativa, se è una società a responsabilità limitata. Risponde dei debiti solamente la società, per cui nel caso specifico purtroppo mi viene da pensare che sarà molto improbabile riuscire a recuperare il suo credito. Il fatto che sia scritto in un verbale di accordo purtroppo non cambia, nel senso che è un... Non cambia niente. No, purtroppo no, nel senso che certo risulta che lei ha diritto a quei soldi perché l'azienda si era impegnata a corrisponderglieli, ma se poi concretamente l'azienda non ha la possibilità di farlo e soprattutto l'azienda non è solvente, cioè non ci sono beni aziendali da aggredire, purtroppo resta un credito sulla carta, mi viene da pensare. È da dire che l'unica parte di eventuale credito, adesso non so cosa avanza lei, ma l'unica parte è quella relativa eventualmente al TFR e alle ultime 3 retribuzioni, che nel caso, però bisogna seguire una determinata procedura, è possibile richiedere al fondo di garanzia dell'INPS, ma per far ciò logicamente bisognerà presentare istanza di fallimento, eventualmente fare il decreto ingiuntivo e poi appunto attivare la procedura amministrativa con l'INPS. Quindi può recuperare TFR e le ultime 3 mensilità? TFR, le ultime 3 mensilità con un limite di circa 2.500 euro netti, TFR al 100%,
Però bisogna attivarsi giudizialmente per poterlo fare, purtroppo non avviene in automatico. È una procedura anche piuttosto lunga, nel senso che, come diceva Fabio, bisogna prima andare dal giudice, insomma, c'è tutta una procedura abbastanza complessa e anche abbastanza lunga, però diciamo che nell'arco di, non so, ipoteticamente si può parlare di un paio d'anni, si riesce a recuperare il TFR e le ultime mensilità, le ultime 3 mensilità. Almeno questo posso recuperarlo, insomma. Sì, questo si può sperarci, però il consiglio è sempre quello di rivolgersi a un ufficio sindacale. Come io ho già fatto, insomma, abbiamo già fatto, quindi era solamente per capire insomma se c'è una luce in fondo al tunnel. Potrebbe essere lunga, ma ci potrebbe essere. Ecco, questo c'è un barlume di speranza per lei. La ringrazio, devo mandare alla pubblicità, grazie della telefonata e fra pochissimo. Rieccoci in diretta, ore 13, stiamo parlando con i nostri amici del CGIL, stiamo parlando di vertenze di lavoro e stavamo continuando a parlare di questa sentenza della consulta che ha dichiarato illegittimo l'articolo 3 del Jobs Act, articolo che non era stato di fatto modificato nella sua rigidità dal decreto dignità e che riguardava l'indennità che spetta al lavoratore licenziato. Stavamo dicendo appunto che questo potrebbe cambiare. Se appunto poi si capirà meglio, si potrebbe cambiare perché il giudice avrà uno strumento in più per poter intervenire. Sì, diciamo che il giudice si riappropria della discrezionalità nel sanzionare il comportamento del datore di lavoro, non essendo più vincolato alla semplice anzianità di servizio, ma a tutti quegli altri criteri di cui stavamo parlando, cioè le modalità con cui effettivamente è stato effettuato il licenziamento. Mi è venuto in mente l'esempio del lavoratore che viene licenziato di fronte ai colleghi, magari con gesti anche offensivi, eclatanti, so, gli lanciano le sue cose, vattene fuori di qua o cose di questo tipo, magari ripeto di fronte ai colleghi. Se poi questo licenziamento, oltre ad essere, come dire, offensivo dal punto di vista dell'educazione, diciamo, diventa anche cioè si accerta che è illegittimo, ovviamente questo il giudice può valutare che le modalità di questo tipo di licenziamento siano da risarcire e per cui calibra, ripeto, la quota risarcitoria tra un minimo e un massimo, a seconda anche di questo caso. Altro elemento è quello ad esempio delle dimensioni dell'azienda. È ovvio che più un'azienda è grande e più ha la capacità economica di sostenere anche una quota risarcitoria più elevata, per cui probabilmente il giudice di fronte a un licenziamento illegittimo tenderà a, come dire, avere la mano meno pesante nei confronti magari del piccolo artigiano, cioè un'azienda che ha pochi dipendenti verosimilmente verrà un po', come dire, graziata dal giudice, che si rende conto normalmente, insomma, che infliggere risarcimenti molto consistenti a una struttura aziendale magari contenuta può provocare magari anche dei dissesti. Altro criterio è quello dei carichi di famiglia. Ovviamente il lavoratore licenziato con dei carichi di famiglia importanti, magari numerosi figli, può aspirare ad avere una quota risarcitoria maggiore rispetto a, che ne so, mi viene da dire, al lavoratore single. Perché? Perché la situazione che va cioè che il danno provocato dal licenziamento illegittimo verosimilmente è più elevato per il lavoratore che comunque il concetto è che non ci sarà più in teoria questa rigidità che stabiliva la norma, ma sarà il giudice libero di fare valutazioni in merito alla quantificazione del risarcimento. Abbiamo un'altra telefonata in diretta, buongiorno, con chi parliamo? Con Paolino. Paolino da dove? Buongiorno, da Caerano San Marco. Caerano di San Marco, buongiorno, ci dica. Ecco, buongiorno, io volevo sottoporle una questione, se me la può risolvere. Io ho un figlio di 55 anni fra poco, che nel luogo dove lavora, mio figlio, gli hanno proposto un mese e mezzo fa la proposta di fare 20 ore alla settimana perché sono diminuiti i carichi di lavoro.
Volevo chiederle Passato, se... quindi passa da che ore a che ore? Sarebbe 20 ore rispetto alle attuali che sono? No, non hanno specificato l'orario che dovrà fare. Gli hanno solo detto: guarda che essendo diminuito il lavoro ti faccio una proposta di fare invece di 40 ore alla settimana, ecco, ne fai 20. Quindi dimezzato. Lui non ha dato una risposta perché aspetta che l'azienda lo chiama. Volevo chiederle, perché ho sentito certe voci, quante ore deve lavorare alla settimana per aver diritto a fine anno di aver maturato tutta i contributi che versa? Non so se mi sono spiegato. Sì, beh. Pronto? Sì, si è spiegato molto chiaramente. Ecco. Ci sono varie considerazioni da fare. Allora, la prima che deve fare è se effettivamente è conveniente diminuire l'orario di lavoro in maniera così consistente, perché, come dire, le faccio un esempio pratico giusto per capirsi: se fra 6 mesi il lavoro cala ancora e l'azienda gli dice boh, adesso devo licenziarti perché anche queste 20 ore che ti facevo fare non sono più utili per me, lui si ritrova ad andare in disoccupazione con una quota retributiva diversa. Cioè, pensare di ridurre l'orario, sì, non so, è da rifletterci. Consideriamo anche che se lui rifiuta, l'azienda potrebbe sostenere di avere una motivazione legittima di licenziamento, cioè dire ma io il lavoro non l'ho, per cui mi tocca licenziarti. Rispetto alla quota contributiva, noi non è che siamo esperti di quel settore, però l'informazione che so io in linea di massima è quella delle 24 ore, cioè le 24 ore settimanali danno una copertura contributiva piena. Può essere che la diano anche un orario di lavoro inferiore, ma bisogna vedere se la retribuzione che percepisce supera il massimale. Mi spiego. Esiste un massimale determinato che, se si supera, dà la copertura della settimana contributiva. Le settimane contributive in un anno sono 52, se io supero quel massimale in quella settimana, diciamo così, a prescindere dalle ore che ho lavorato, l'INPS me la accredita come una settimana di contributi utile al raggiungimento dei 52, per cui alla contribuzione piena. Però è opportuno che facciate una verifica direttamente con un patronato. Ho capito. No, io volevo solo sapere questo: se con 20 ore settimanali lui non è coperto no, come le dicevo, se in realtà con le 20 ore supera il minimale dell'INPS, è coperto anche facendo solo 20 ore, però bisogna verificarlo, cioè deve semplicemente andare con una busta paga a un patronato e chiederlo. È una cosa che si risolve. Diciamo, detto così molto in soldoni, le 20 ore non basterebbero in teoria, però in teoria non basterebbero, però potrebbe essere che lui percepisce comunque una retribuzione superiore a quella che è prevista come minimale dall'INPS, e quindi l'accreditamento ce l'avrebbe completo. E poi c'è tutta la riflessione che ha fatto il nostro Antonio Ventura della valutazione, se è il caso o meno, perché potrebbe... dipende anche dalle alternative che uno ha, perché mi viene da pensare che, insomma, se ha una professionalità, se girandosi attorno vede che c'è, come dire, richiesta, possibilità di trovare un'alternativa a tempo pieno, il consiglio è sempre quello, ovviamente. Cioè, di solito il part-time ha un senso se la persona ha degli altri impegni per cui ha un interesse a fare il part-time, cioè tenerlo come ripiego. Certo, va bene, è meglio lavorare 20 ore che non lavorare niente, però prima magari provare a guardarsi attorno per vedere se c'ha delle alternative. E comunque, rispetto alla contribuzione, ripeto, tendenzialmente le 20 ore non sarebbero sufficienti, ma gli conviene verificare, anche perché una volta fatta questa verifica, se effettivamente al patronato le dicono no, le 20 ore non bastano, potrebbe essere, come dire, un'occasione per andare dal datore di lavoro e dirgli: guarda, 20 non mi van bene, almeno riconoscermene 30 e come dire, fare un minimo di trattativa per cercare di trovare una soluzione che possa andare incontro alle esigenze del datore di lavoro e al contempo mantenere un minimo, sì,
soprattutto quello che giustamente diceva il signore, di avere l'obiettivo di avere una contribuzione previdenziale completa ai fini della pensione. Spero che siamo riusciti a farle capire, insomma, quali possono essere le alternative. Va bene? C'è un po' da riflettere, non so se c'è ancora in linea, non credo. Allora andiamo ancora in pubblicità, poi torniamo subito con i nostri amici della CGIL. Rieccoci in diretta, ore 13, stiamo parlando di vertenze di lavoro, un tema molto caldo e anche molto delicato, parliamo anche ovviamente di licenziamenti. Con Fabio Zamperla abbiamo parlato delle varie casistiche, no? Dei licenziamenti anche così, senza una motivazione. Ne sta seguendo uno in particolare? Sì, ogni tanto capita qualche caso particolare, diciamo che fuoriesce dagli schemi dei classici licenziamenti. Ultimamente mi è capitato il caso di una signora che lavorava presso un'azienda all'apparenza, ma anche per il settore, insomma, che ha attività, lavoro, insomma, non ha avuto problemi di fatturato economici, che ha deciso dalla mattina alla sera di licenziare una lavoratrice, nel caso specifico dopo il ritorno da una malattia, quindi ma soprattutto il licenziamento, la lettera di licenziamento non indicava nessuna motivazione, cioè era: ti licenzio dal giorno tot, stai pure a casa. E chiaramente, insomma, è un licenziamento un po' che grida vendetta alla lavoratrice. Certo. Immagino che lo stato d'animo di chi riceve una lettera del genere. Esatto, lo stato d'animo. Aveva subodorato qualcosa la lavoratrice o è stato proprio un fulmine a ciel sereno? Beh, diciamo che probabilmente di fondo c'erano già altre motivazioni, certo, che non erano legate strettamente al rapporto di lavoro, ma a qualche altra situazione che si era creata in azienda. In più si era realizzata questa malattia abbastanza lunga che a vedere, a prima analisi, sembra aver motivato l'azienda a comunicare il licenziamento della lavoratrice, quindi in un certo qual modo la lavoratrice non se lo aspettava, ma sapeva che i rapporti ormai erano compromessi. Nonostante ciò, lei si era sempre presentata, quando era il suo momento, si era sempre presentata al lavoro e non aveva mai concretamente creato problemi sul posto di lavoro. La questione è che purtroppo il Jobs Act aveva inciso anche su questo aspetto, nel senso che ha previsto che il licenziamento privo della necessaria forma, e una delle forme è l'indicazione della motivazione, logicamente, comporta l'automatico illegittimità del licenziamento, ma comporta semplicemente la condanna dell'azienda al pagamento di un risarcimento. Per giunta è un risarcimento molto ridotto, perché va da 6 a 12 Quindi sostanzialmente io ti licenzio, non lo motivo, pago un risarcimento, ma tu non esatto, tu resti comunque licenziato. Nel caso specifico la signora aveva anche un part-time, quindi parliamo di importi veramente risibili. Noi stiamo cercando di trovare un escamotage, perché, come si diceva prima con Tony, uno dei casi in cui è prevista la reintegra è il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, e noi vogliamo provare a insistere su questa strada. Però diciamo che la norma stringe un po' le maglie per poter in qualche modo tutelare i lavoratori. Il giudice non è più libero come prima di fare una valutazione nel merito del licenziamento, perché nel caso concreto chiaramente un giudice potrebbe ritenere che il licenziamento è palesemente illegittimo e potrebbe condannare l'azienda. Con la vecchia normativa avrebbe potuto condannare l'azienda addirittura alla reintegra della lavoratrice. Ci torniamo fra pochissimo, volevo chiedere una cosa che riguarda anche questa eventuale novità. Telefonate in diretta, con chi parliamo? Ecco, buongiorno, parla la signora Gheduzzi, Marilena. Da dove? Proprio oggi mia figlia è stata alla CISL, ma purtroppo era chiuso. Comunque a fine mese la sua fabbrica di rivestitura tacchi viene chiusa per fallimento. Ecco. Scusi, comunque, da dove chiama, signora? Da dove chiama? Se è giusto, da Stra. Da Stra, ok. Provincia di Venezia. Sì. Allora, le dico una cosa, questa fabbrica è stata in vendita, tutti in silenzio tra l'altro,
l'ha comprata un'altra fabbrica di suole, e è giusto secondo voi che prendano la fabbrica con la gente dentro, che è abbastanza lontano tra l'altro, da una fabbrica all'altra, senza che il lavoratore viene informato? E si trova adesso a cambiare fabbrica così, e se le aspetta il TFR dei 20 anni che ha lavorato lì. Signora, non ho capito, quindi parliamo di sua figlia o di suo figlio? Mi pare di aver capito che... Figlia, che oggi compie 42 anni. Le facciamo gli auguri. Ma cosa... è stata licenziata? Non ho capito, è cambiata la... Non ancora, comunque hanno detto che a fine mese la fabbrica viene chiusa, perché non ce la fa a pagare i contributi, non ce la fa andare avanti. Però viene rilevata da un'altra azienda? Sì, viene rilevata da un'altra fabbrica, però con i lavoratori dentro. Però questa fabbrica verrà chiusa definitivamente. Si prende, la compra il capannone teoricamente, e compra i lavoratori dentro, prendi i lavoratori dentro. Ma quindi mantiene il posto di lavoro sua figlia? Questo volevo capire. Però non sono stati informati di questo lavoro. Non sanno. Si sono trovati davanti al fatto compiuto. Ok. Quindi lei dice perché non lo possono sapere, com'è possibile questa cosa? Esiste una casistica? In realtà non si è capito benissimo, però allora se chi acquista l'azienda mantiene il personale, è vero che insomma, non è una bella cosa non saperlo, però voglio dire, di fronte al bene primario da tutelare che è il posto di lavoro, mi verrebbe da dire, vabbè, tutto sommato insomma, non è un gran dramma, cambia il datore di lavoro, vabbè, tra l'altro è una situazione che è normata dal Codice Civile, articolo 2112, che prevede proprio che nel caso di trasferimento della proprietà aziendale il rapporto di lavoro prosegue con l'acquirente. Quindi nel momento in cui un'azienda vende e un'altra compra, il rapporto di lavoro prosegue con chi compra. Normalmente c'è un passaggio di informazione nei confronti dei lavoratori, però non è che di per sé sia obbligatorio. Io avevo un datore di lavoro oggi, domani ne ho un altro, ma se la mia situazione operativa non cambia, sì, voglio dire, non è neanche proprio necessario. Però non ho capito bene se prosegue o non prosegue il rapporto di lavoro. Mi pare di aver capito che non si sa ancora, non ho capito se c'è uno spostamento forse di sede. Forse quello. Allora, la signora ci ha lasciato. Allora, comunque è da dire che il concetto di azienda comprende non solo la struttura, i macchinari, comprende anche i dipendenti. Quindi quando un imprenditore cede un'azienda o cede un ramo d'azienda, potrebbe essere che decide di cedere anche una parte dei dipendenti e che sono parte integrante, cioè che costituiscono l'azienda. È chiaro che normalmente c'è l'informazione, solitamente o c'è la comunicazione proprio dal giorno tot, proseguendo l'anzianità aziendale, sarei le dipendenze dell'azienda X, però appunto non c'è un obbligo di legge in quanto la cosa importante è che i lavoratori portino con sé i diritti che avevano in precedenza e tenendo conto che comunque è una delle motivazioni eventualmente per il dipendente per dare le dimissioni per giusta causa, il cambio di... Sì, ci sono delle variazioni al rapporto di lavoro. Cioè, ad esempio, se va a peggiorare la mia situazione... ad esempio, il caso concreto, se chi compra l'azienda decide che quella viene chiusa e tutta l'attività viene trasferita all'altra sede e tutti i lavoratori devono trasferirsi sull'altra sede, uno può anche decidere di dare le dimissioni per giusta causa e quindi andare in disoccupazione. Con tutti i diritti del caso. Esatto. Ecco, allora, se la signora vuole richiamarci così ci capiamo meglio anche su altre cose, altrimenti spero che abbia insomma capito qual è la risposta. Comunque se vuole richiamare liberissima di farlo, immagino che sia più che altro anche una questione di inquietudine magari, no? Sì, si cambia dall'oggi al domani e... non conoscendo il futuro. Esatto, però il concetto che volevo provare a trasmettere e che normalmente faccio in queste trasmissioni è sempre che bisogna informarsi, nel senso che non costa nulla in qualsiasi caso di quelli che abbiamo analizzato. Quello
del signore che voleva sapere se il figlio aveva la contribuzione piena accettando una riduzione dell'orario di lavoro, quello della signora ultima la cui figlia viene trasferita, cioè il titolare cambia, appunto c'è il passaggio di titolarità nell'azienda e non si sa se verrà trasferita o non verrà trasferita, cioè bisogna fare lo sforzo di informarsi. Il signore di Cairano basta che vada a Montebelluna, ai Pilastroni in piazza Parigi, c'è la sede della CGIL, c'è il patronato Inca che è deputato espressamente alla valutazione di queste problematiche, contribuzione INPS, si va là, si perde un po' di tempo perché ovviamente informazioni ne diamo tante, certo. C'è tanta gente che viene a richiederle, però si viene fuori con le idee molto più chiare. L'elemento di base è sempre quello: informatevi, chiamate la CGIL, informatevi, perché informarsi è avere un'arma in più. Non so se abbiamo la telefonata in diretta, non so se è la signora di prima. Non sono Gabriele da Vazzola. Gabriele da Vazzola, ci dica. Ascolti, io volevo sapere un attimo come funziona adesso il fatto dei contratti a tempo determinato, a tempo indeterminato. Cioè, quando uno passa a tempo indeterminato, quanto tempo ci vuole? C'è un tempo adesso oppure continua quello che è sempre stato? E appunto se il datore di lavoro ti fa dei contratti a 9 mesi, 6 mesi, ma comunque consecutivi, cioè ti scade, dopo 9 mesi ti scade il contratto, ti rifà un nuovo contratto a 9 mesi, hai il diritto, come parlano che dopo un anno dovresti avere il tempo indeterminato, hai il diritto o non hai più il diritto? Cioè, volevo capire un attimo come funzionava. Chi vuole rispondere? Il contratto a termine, il termine massimo per poter avere appunto un contratto a termine rimane quello di 36 mesi. Prima era rinnovabile 5 volte senza una causale, quindi senza 5 volte senza una motivazione. Ora, dopo il primo anno è necessario indicare o meglio, dopo un primo contratto che può durare fino a un anno, è necessario indicare una causale. E no, scusate, adesso mi ero confuso, in verità è stato diminuito a 24 mesi il termine, ho un vuoto, non è 36 è 24 col decreto dignità. Il primo anno può essere a causale, successivamente al primo anno o successivamente al primo contratto deve essere indicata una causa. Se ciò non avviene o non viene rispettato uno di questi vincoli, in automatico, anche se è necessaria una sentenza di un giudice, ma in automatico, in teoria, è da considerarsi un contratto a tempo indeterminato. Quindi 24 mesi come limite massimo? Come limite massimo. Sì, c'è tutta la questione della normativa, cioè di come si arriva alla nuova normativa, perché il decreto dignità ha efficacia per i nuovi contratti. Esatto. Bisogna vedere se uno si porta dietro un contratto vecchio che poi viene rinnovato, insomma, anche qui purtroppo mi viene da dire anche questo è un informarsi, passaggio, poi nel caso concreto, cioè è giusto avere un'idea di massima, che è quella delle 24 mensilità, diciamo che se si sforano le 24 mensilità si può ambire a che il contratto di lavoro venga trasformato a tempo indeterminato, o spontaneamente dall'azienda o a seguito di una sentenza del giudice. In realtà però, ripeto, va sempre valutato caso per caso e bisogna informarsi caso per caso, perché ad esempio il ragionamento sulla causa di cui parlava Fabio, che era la vecchia normativa del contratto a termine, cioè io ti posso assumere a termine solo se ho un motivo concreto per farlo, cioè ho una commessa di lavoro che si esaurisce in 6 mesi, ti assumo a termine per 6 mesi, perché finita quella commessa non ho più bisogno di te. E la liberalizzazione che c'è stata poi invece, anche questa col Jobs Act, dei contratti a termine, cioè ti assumo a termine a prescindere dalla motivazione, adesso è stata rivista per fortuna dal decreto dignità. Diciamo che la libertà assoluta di assumere a termine vale solo per il primo anno, poi se il datore di lavoro vuole proseguire con contratti a termine deve spiegare e motivare del perché viene indicato un termine al contratto. La pubblicità, poi l'ultima parte di Ore 13.
Rieccoci in diretta, ore 13, ultima parte, parliamo di lavoro, di vertenze sul lavoro, ci riagganciamo alla telefonata del nostro telespettatore da Vazzola, se non sbaglio Gabriele, che aveva chiesto delucidazioni sui contratti a termine. Allora, rifacciamo una sintesi velocissima per chi magari se l'è perso, perché è una cosa che magari molti non sanno. Contratto a tempo determinato. Distinguendo ante decreto dignità, certo. post decreto dignità, precedentemente dopo 36 mesi di contratti a termine, rinnovabili 5 volte nei 36 mesi con contratti a causali, quindi senza una causa, l'eventuale ulteriore contratto avrebbe comportato un contratto a tempo indeterminato. A seguito del decreto dignità sono stati diminuiti il periodo di contratti a termine, quindi da 36 a 24 come limite, e dopo il primo anno è necessario indicare la causa in assenza di una causa in automatico, lo metto tra virgolette perché in verità ci vuole comunque una sentenza di un giudice, ma il contratto a termine si tramuta in contratto a tempo indeterminato. Telefonata in diretta, buongiorno, con chi parliamo? Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Vanna, chiamo da Preganziol. Cortesemente, so che ieri hanno avuto un incontro per l'opzione donna. Volevo sapere, so che non è l'argomento del giorno, se per caso il sindacato sa qualcosa di più, se hanno allungato gli anni dice 35, tanti dicono 36, mi potete rispondere gentilmente oppure no? Purtroppo no, cioè sulle pensioni parlava di opzioni, no, non è proprio la nostra... Il consiglio è quello, è quello che diceva Antonio, di rivolgersi al patronato, all'Inca. Adesso volevo soltanto, siccome vi seguo sempre giovedì quando posso, e ho acceso, visto appunto che non era l'argomento, però no, mi dispiace, oggi è l'ufficio vertenze che di pensioni è un altro settore per cui... Allora vi faccio una domanda nell'altro senso. Secondo voi verrà prolungata o meno il sentore che voi avete come sindacato? Anche su questo, signora, cioè noi siamo proprio un settore specifico e sono dei tecnici, diciamo. Seguiamo molto poco. Una domanda che andrebbe girata, credo, al segretario. Giovedì prossimo sicuramente. Mi dispiace, ma tratta queste cose. Va bene, gireremo magari la sua domanda a Paolino Barbiero, esatto, casomai le faremo sapere. Comunque lei ci segue sempre della situazione. La prossima settimana magari potremo risponderle. Grazie signora comunque. Allora, sì, stavamo dicendo contratti qui, ecco, la cosa così che mi chiedevo io, la motivazione, no? È necessaria la motivazione per continuare col tempo determinato da parte dell'azienda. Esatto. Ci sono stati negli anni, avete raccolto motivazioni anche particolari? Si ritorna un po' alla vecchia normativa che prima degli interventi di liberalizzazione del contratto a termine prevedeva la possibilità di assumere a termine a fronte di una motivazione. Quindi abbiamo grande e lunga esperienza per la normativa passata e abbiamo visto passare di tutto. Cioè, mi viene in mente la cameriera ai piani assunta perché c'era un incremento, perché l'albergo apriva nuove stanze, poi si è scoperto che in realtà queste stanze non erano nuove, le aveva già aperte tipo un anno prima e quindi abbiamo contestato l'applicazione del termine al contratto e quando la lavoratrice è stata mandata a casa abbiamo contestato il licenziamento ed ha ottenuto un risarcimento. Questa addirittura è stata poi portata in corte d'appello perché c'era stato... forse in primo grado l'avevamo persa, il giudice non aveva capito bene, poi siamo andati in corte d'appello a Venezia e là siamo riusciti ad avere giustizia per la lavoratrice. Ecco, c'è un timore forse ingiustificato da parte di molte aziende nei confronti quasi uno spauracchio, il tempo indeterminato, perché? Sì, ma cioè, è strano da spiegarsi questa cosa, anche questa... utilizzo del contratto a termine, questo timore di possibili vertenze per appunto la modifica della normativa, la necessità. Ma se l'azienda ha un motivo per assumere a tempo determinato, che lo indichi, nel senso che il nostro ordinamento prevede che la tipologia di contratto di lavoro è quello a tempo indeterminato. Le altre sono tutte delle deroghe al tempo indeterminato, quindi
non c'è un reale motivo di avere timore se in coscienza si assume perché c'è effettivamente la necessità. Se si assume invece per poter in qualche modo avere la gestione una gestione diciamo più intima del lavoratore, allora chiaramente di fondo manca un profilo di giustizia e di fiducia nel rapporto di lavoro. In realtà poi con il Jobs Act ci siamo trovati quasi per assurdo che risultavano per i lavoratori più tutelanti i contratti a termine piuttosto che i contratti a tempo indeterminato. E quindi più vincolanti per il datore di lavoro il fatto di aver assunto uno a termine, che non puoi in ogni caso lasciare a casa se non per giusta causa, rispetto a un lavoratore a tempo indeterminato che invece puoi lasciare a casa anche non solo per giusta causa ma anche per giustificato motivo, cioè per manca il lavoro. Un contratto a termine, se poi manca il lavoro non lo puoi lasciare a casa, perché è vero che alla scadenza lo puoi licenziare senza motivo, ma è anche vero che prima di quella scadenza il motivo economico, diciamo così, non vale, perché tu hai garantito a questa persona, l'hai assunto per 6 mesi, per 6 mesi gli devi garantire il lavoro e la retribuzione, non puoi dire no, non ho lavoro. Se fosse un contratto a tempo indeterminato invece potresti dire ti licenzio perché mi manca il lavoro. Cioè, sta ricerca sfrenata ogni tanto, anche perché nell'ottica imprenditoriale molte volte ci siamo fermati a riflettere, ha senso mantenere contratti a termine e cambiare, cioè se mi trovo bene con una persona, perché non stabilizzarla e continuare il rapporto finché ovviamente è di reciproca proficuo, reciprocamente. La finalità del contratto a termine non è quello di creare maggiore precarietà, è quello di dare uno strumento all'azienda in momenti particolari. La cosiddetta flessibilità, no? Sì, ma però è diventato però... sì, è diventato un must, sembra che non si possa assumere se non a termine. E anche dal punto di vista, ripeto, imprenditoriale, come dire, dell'organizzazione del lavoro, dell'interesse ad avere un operaio affezionato all'azienda, fidelizzato e professionalizzato, perché poi queste persone, voglio dire, cioè, lavorano 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni e dopo 3 anni di lavoro li lasci a casa perché se no lo devi assumere a tempo indeterminato. Assumilo a tempo indeterminato, è un lavoratore che per 3 anni è stato valido, si presume che sarà valido anche per il futuro. Se ci sarà una crisi economica sarà possibilissimo licenziarlo, una delle motivazioni licenziarlo, legittime. No. Abbiamo una telefonata in diretta. Buongiorno, con chi parliamo? Sì, buongiorno, Mary da Treviso. Mary da Treviso, buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere questo, se può essere una causa, un'avvertenza, un chiaro segnale di mobbing fatto qualche mese prima dei 3 anni della fine del contratto di decontribuzione, e questo crea i presupposti, diciamo, per non più una collaborazione corretta nei confronti tra lavoratore, tra dipendente, diciamo, e datore di lavoro, e se le cause, le avvertenze, quanto durano. Sì, può essere una causa sicuramente per poter fare un'avvertenza, sia in riferimento al mobbing in quanto mobbing, sia in riferimento al collegamento con il rapporto di lavoro, eventualmente con la cessazione, tenendo conto che il contratto a termine... No, però parlava di decontribuzione, non del contratto a termine. Parlava ai fini di 3 anni in cui l'azienda... Giusto, signora? Sì, esatto. Alla fine dei 3 anni in cui l'azienda ha usufruito degli sgravi. Ah, quindi un contratto comunque a tempo indeterminato. Sì, è sintomatico, cioè voglio dire, non è una prova, però se si va di fronte a un giudice dimostrando che è fatalità proprio alla scadenza dei 3 anni delle agevolazioni contributive iniziano ad esserci problemi, è un elemento utile da valorizzare. Non è una prova, è un indizio. Bravissimo, esatto. Ecco, rispetto alla durata, purtroppo, parliamo del Tribunale di Treviso che è quello che noi conosciamo, una causa di questo tipo sarebbe abbastanza lunga, parliamo di un minimo un paio d'anni. Ci sono le cause che riusciamo a gestire non per bravura nostra, ma perché ci sono degli elementi, anche per bravura nostra, ma comunque anche perché ci sono degli elementi che ci permettono di farlo, sono quelle dei recuperi crediti. Allora lì si riesce quantomeno ad avere un accertamento, una sentenza del giudice abbastanza veloce, anche meno di 1 anno, parliamo di mesi e non di anni. Poi il recupero effettivo è un altro discorso, ma ci sono altri elementi da considerare. Riguardo invece l'avvertenza, diciamo la causa
che deve accertare se un licenziamento è legittimo o meno, si viaggia invece sull'arco di qualche anno, un paio dai 2 ai 3 anni tendenzialmente. E dipende purtroppo principalmente dall'attività del Tribunale, perché quanto è ingolfato, diciamo, il quanto è ingolfato, i carichi che hanno i singoli giudici e la cancelleria, e purtroppo qui a Treviso non sono rapidissimi, da dire, insomma ci sono rinvii anche di un anno tra un'udienza e l'altra, sì. Quindi, normalmente insomma 3-4 udienze ci sono per un procedimento. Poi immagino che dipenda anche dalla consistenza delle prove, insomma, visto che parliamo di mobbing. Sì, fin là in realtà, perché dopo generalmente c'è un'udienza a testi nel quale si sentono i testimoni, le prove vengono documentali, vengono presentate al giudice alla presentazione del ricorso o della difesa di controparte, quindi gli elementi ci sono già, ci sono proprio come dire, tempi, diciamo, tecnici molto lunghi dovuti al funzionamento del Tribunale. Sì, anche perché normalmente le cause relative alle opposizioni al licenziamento hanno sempre necessità di sentire i testimoni, sia che li porti l'azienda per dimostrare alcuni fatti o alcuni elementi, tipo manca lavoro oppure il lavoratore si è comportato male, sia che li porti il lavoratore per dimostrare l'esatto contrario, no? Ma i colleghi facevano straordinario, per cui non è vero che c'era carenza di lavoro. Sono cause che sono strutturate e quindi... Certo. Nel caso del mobbing solitamente servono anche delle perizie tecniche per valutare i danni che ha subito il lavoratore o la lavoratrice a seguito del comportamento vessatorio del datore di lavoro. Esatto, che logicamente comportano ulteriore tempo. Però il caso che esponeva la signora è uno dei classici casi che andrebbero valutati e analizzati. Anche là torniamo al discorso, informiamoci. Ed è con questo infatti che noi ci lasciamo, perché siamo davvero in chiusura. Allora speriamo di aver dato una risposta alla nostra amica e come sempre vi diciamo informatevi, chiamate la CGIL, informatevi. Ora ringrazio Antonio Ventura, coordinatore dell'ufficio vertenze della CGIL di Treviso, e sempre l'ufficio vertenze della CGIL di Treviso Fabio Zamperla. Grazie di essere stati così chiari, anche perché è importante poi essere chiari con i nostri telespettatori. Grazie per averci seguito, a domani, arrivederci. Arrivederci.